Governatore Fedriga, nell'assestamento autunnale di bilancio c'è una novità importante, 100 milioni. Sì, abbiamo fatto una misura straordinaria, enorme, proprio per affrontare il caro energia dei cittadini. È una misura rivolta ai cittadini privati, sarà rivolta anche ai condomini, per capirci, non soltanto alle abitazioni singole, per dare un contributo che vada sommato alle detrazioni già previste a livello nazionale e per abbattere drasticamente, se non annullare, il costo per ad esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici e quindi un autoapprovvigionamento energetico per i nostri cittadini. È una misura strutturale importante perché andiamo a dare una risposta che va incontro al caro energia che in questo momento i cittadini stanno vivendo, perché se riusciamo a fare questa transizione che porti verso un autoapprovvigionamento energetico vuol dire ridurre drasticamente le bollette che i cittadini dovranno pagare. Questo riguarda quindi i privati di qualsiasi natura. Tutti i privati, cioè riguarderà tutte le abitazioni presenti in Friuli Venezia Giulia, prime e seconde case comprese e condomini, come dicevo, compresi. È una misura che verrà fatta con norma il prossimo anno. Oggi creiamo il fondo, ma avrà valore retroattivo di qualche mese, quindi già gli interventi che verranno già fatti nell'ultimo mese di quest'anno potranno rientrare nella norma. È chiaro che adesso la andremo a strutturare affinché i cittadini possano accedervi, ma siamo l'unica regione in Italia che ha deciso una misura di questo tipo e soprattutto così consistente. Questa sarà varata in assestamento autunnale di bilancio tecnicamente. Esatto, noi vareremo il fondo nell'assestamento per mettere a disposizione le risorse per la norma che, come dicevo, verrà fatta nei primi mesi del 2023 ma avrà valore retroattivo di qualche mese.